La città di Pordenone, capoluogo del Friuli occidentale, è nota soprattutto per la sua evoluta struttura industriale. Ma tale industrializzazione, che solitamente viene creduta recente, non solo è cronologicamente tra le prime in Italia, ma si è anzi innestata su un'antica vocazione mercantile, artigianale, industriale, che ha agito crescentemente dai primi del 200 in poi. Le origini dell'insediamento sono assai più antiche, dato che vi si registra una discreta presenza d'età romano-imperiale e qualche traccia d'età longobardo-carolingia. Ma è nel corso del 200 che la vocazione mercantilistica esplode, tanto che nel giro di un secolo la città, collegata per via di terra al mondo danubiano e per via fluviale all'Adriatico e a Venezia, raggiunge i 2000 abitanti. È su questa Pordenone, così vivacemente legata per il tramite di Venezia alla cultura italiana, così aperta alla mentalità largamente mercantile e imprenditoriale, che va inserita la figura di Odorico. Egli, per quanto destinato a vivere e operare altrove e in altra dimensione, fu tuttavia un prodotto di questo slancio, di questa intraprendenza mercantilistica, di questa cultura che per molti aspetti legava il San Marco del Noncello al ben più grande e illustre San Marco della Laguna. Odorico da Pordenone nacque, forse con il nome di Ludovico Mattiussi, intorno al 1265, l'anno stesso di Dante, nel villaggio di Villanova, a sud-est della città, e fu battezzato nella chiesetta che, un paio di secoli dopo, sarà impreziosita dalle opere dei due maggiori artisti friulani del Rinascimento, il pittore Giovanni Antonio, detto il Pordenone, e lo scultore Giovanni Antonio Pilacorte. Entrato quindicenne nella piccola comunità francescana di Pordenone, nella quale prese il nome di Odoricus, sia perché molto diffuso a Pordenone in quel tempo, sia perché la sua chiesetta era dedicata a Sant'Ulrico, passò poi alla comunità francescana di Udine. Lì venne consacrato sacerdote. Verso la fine del 200 intraprese un ventennio di intensa attività pastorale, che lo portò, tra il 1296 e il 1317, a predicare non solo in Friuli, nel Veneto e nell'Emilia, ma anche in Croazia, in Austria, in Ungheria, in Terra Santa, dove apprese quegli elementi di lingua turca o armena che gli sarebbero stati poi indispensabili durante il grande viaggio in Estremo Oriente. Tale viaggio fu reso possibile dalla creazione, nel giro di pochi decenni, ad opera di Gengis Khan e dei suoi immediati successori, del più immenso impero mai visto sulla terra, quello dei Mongoli, dal Giappone al Mar Nero, dall'Indocina alla Russia. Se inizialmente, nella prima metà del 200, l'espansione dei popoli delle steppe ebbe aspetti di inaudita ferocia, al punto che gli europei ribattezzarono i mongoli con il nome infernale di Tartari, nella seconda metà del secolo si instaurò una pacifica convivenza di nazionalità e religioni diverse. In pochi decenni, molti mercanti come Marco Polo di Venezia e molti missionari francescani come Odorico da Pordenone, che sono soltanto i più noti, ma non certo gli unici, raggiunsero a Pechino la corte del Gran Khan, successore di Gengis. Partito anch'egli da Venezia verso il 1318, sostò dapprima a Costantinopoli, non ancora a Istanbul.
Attraversò il Mar Nero fino all'ultimo porto di Trebisonda. Girovagò per l'altopiano iranico visitando, tra l'altro, Tabriz, Baghdad e Persepoli. Raggiunse e costeggiò il Golfo Persico. Si imbarcò ad Hormuz su un natante tutto vegetale, come il mitico Kon-Tiki, con cui sbarcò sulla costa dell'India a Bombay. Cabotando lungo le coste meridionali del Malabar e del Coromandel, toccò Ceylon, le isole del Golfo del Bengala, le Andamane e le Nicobare, scese a Sumatra e Giava, risalì lungo il Borneo, toccò il Vietnam meridionale dalle parti di Saigon, raggiunse forse il Giappone e la Corea. Certamente sbarcò in Cina, dove attraverso Canton e Nanchino raggiunse finalmente nel 1325 Pechino. Il viaggio gli aveva rubato 7 anni, ma gli aveva consentito di accumulare un notevolissimo numero di conoscenze su usi, costumi, strutture sociali, credenze religiose, pratiche culturali e nuovi sistemi agricoli e di allevamento. Verso l'antropologia culturale, specie verso il settore economico, dimostrò anzi una notevole attenzione, più dello stesso Marco Polo. Dopo 3 anni di soggiorno a Pechino, dove con la protezione del Gran Khan battezzò tra il 1325 e il 1328 circa 20.000 persone, prese la via del ritorno, che durò 2 anni, dal 1328 al 1330, lungo la via della seta, seguita dai Polo e da tanti altri mercanti italiani. Superata la grande muraglia, di cui Polo non s'era nemmeno accorto, sfiorò il Tibet, dandoci, primo tra gli europei, preziose notizie su di esso. Attraversò il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Iran, l'Armenia, paesi che proprio poco dopo il suo passaggio, per il crollo dell'impero mongolo, si chiudevano per molti altri secoli in un isolamento spesso xenofobo, interrompendo i rapporti con l'Europa così felicemente avviati. Ripreso il mare a Trebisonda, una nave pisana lo sbarcò a Pisa, da dove forse pensava di raggiungere Avignon per riferire al Papa. Ripiegò invece su Padova, dove, nella primavera del 1330, per esplicita volontà dei suoi superiori, all'ombra tranquilla della basilica antoniana appena completata, dettò in semplice latino la relazione del suo straordinario viaggio. Indi, sentendosi ormai prossimo alla fine, passando l'ultima volta per la sua Pordenone, tornò a Udine, dove si spense il 14 gennaio 1331, giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la sua festa. Il suo culto, subito molto sentito in tutto il Friuli, la Slovenia, la Croazia e l'Austria, fu ufficialmente riconosciuto dal Papa nel 1775. Quando fu proclamato patrono delle missioni in Estremo Oriente e dei viaggiatori. Per lui, lo scultore veneziano Filippo de Santi scolpì nel 1331-1332 la magnifica arca sepolcrale che oggi si trova nella chiesa del Carmine di Udine. La sua relazio ebbe immediatamente un'enorme fortuna nella cultura europea, dalla Spagna all'Inghilterra, all'Europa orientale. Divenne un autentico best-seller,
accanto al milione di Marco Polo. Purtroppo, a causa di un interminabile numero di saccheggi, di trascrizioni, di libere traduzioni in italiano, tedesco, francese, l'esatta ricostruzione del testo primitivo, andato perduto, è ormai diventata impossibile, almeno sul piano strettamente formale. Si sta lavorando invece per la ricostruzione sostanziale, muovendosi con difficoltà in una selva di oltre 150 codici manoscritti. Uno studio che si dovrà completare, poiché i pilastri del lungo ponte tra Europa ed Oriente, che sono stati costruiti 650 anni fa da Marco Polo e da Odorico da Pordenone, sono i primi elementi di uno scambio culturale che sempre più si arricchisce nel tempo.